Dal Bassanese alla Riviera Romagnola per vivere una giornata che entra di diritto nei libri di storia. I sindaci del territorio hanno voluto tuffarsi nel mare di folla a Rimini per stare vicino a quegli alpini che in Veneto significano volontariato, significano tradizione, significano memoria. Un momento di festa, un momento che si aspettava da 2 anni, dopo il grande sostegno che gli alpini hanno dato a tutte le amministrazioni d'Italia nei momenti bui della pandemia. Oggi siamo qui a festeggiare loro, il loro senso di spirito, di comunità e di volontariato. Grazie alpini di esserci. Emozioni grandissime, anche perché dopo ben 2 anni che per la pandemia Covid non ci trovavamo, è stata, vorrei dire, l'adunata della libertà. Siamo ritornati finalmente liberi a trovarci, a confrontarci, a divertirci. E quando ci sono gli alpini di mezzo è sempre una grande festa. E così è stato una grande festa del territorio. Momenti di commozione si sono alternati ad abbracci, brindisi e consapevolezza che un patrimonio come quello degli alpini, della tradizione alpina, non può essere disperso. Noi istituzioni a tutti i livelli dobbiamo veramente pensare al futuro delle adunate, ma soprattutto al futuro dei nostri alpini. Dobbiamo pensare a un qualcosa, ripristinare il servizio militare, anche perché sì, sono alpini, sì, fanno gli adunati, ma sono anche una grande risorsa di volontariato per tutti i nostri comuni.